1990, io consulente di questa azienda, loro senza eredi, ho fatto il passo e ho comprato questa azienda. È un progetto che nasce dall'avere 3 figli, 2 molto giovani, una già inserita in azienda. Il desiderio di lasciare qualcosa che non consumasse energie e che fosse sostenibile con l'ambiente. Il fatto di non fare come una cantina che ho fatto nell'84 dove l'architetto mi ha costruito un tetto e ho messo dentro quello che mi serviva, qui ho disegnato io quello che mi serviva e lui ha messo un tetto sopra. Sul tetto fotovoltaico, sul suolo geotermia, quindi sostenibilità. Parlando di sostenibilità, è un percorso che Università di Udine e Vivai Cooperativi di Rauscedo in 10 anni hanno creato una rivoluzione. Noi per primi abbiamo intrapreso questa via, quest'anno vinifichiamo i primi 7 ettari di viti resistenti e assolutamente senza trattamenti, quindi siamo oltre al biologico. Credo che nel giro di 20 anni il vigneto possa dirsi assolutamente fruibile anche da parte della popolazione. Zero impatto. Grave del Friuli dice tutto per chi è friulano, quindi sasso, rocce che scendono dalle prealpi carniche, ideale per i bianchi. Una volta dicevano i bianchi migliori del mondo dei friulani, con qualche difficoltà ovviamente, l'irrigazione che non è di maggior produzione, è di soccorso ovviamente. Bianchi affermati comunque ormai nel mondo. Il circolo agrario friulano, come tutte le imprese, è fatto di persone. Io nelle persone del circolo agrario ho trovato aiuto, sostegno, competenza, professionalità. Grazie all'amicizia del mio amico Livio Salvador di allora continuo ancora.